Lorenzo, benvenuti, siamo qui, iniziamo subito, abbiamo tantissime cose da mostrare, quindi magari dopo se c'è spazio per un po' di chiacchiere le facciamo. Siamo qui davanti allo stand della FINAP. La FINAP è una startup dell'Università di Padova che ha avuto un'idea, diciamo, brillante, un po' strana, e iniziamo subito con il dottor Matteo Polo. Gli chiediamo: ma cosa ci azzeccano i neutroni con l'acqua? Allora, la sonda che qui potete vedere è in grado di determinare i neutroni che arrivano dal cosmo. Sono particelle che arrivano naturalmente dall'universo, quindi non sono pericolose. Queste particelle molto energetiche arrivano sul terreno, si configgano nel terreno, qui interagiscono con l'acqua presente nel suolo e tornano indietro. Il numero di neutroni che riesce a tornare indietro ci permette di determinare qual è il quantitativo di acqua all'interno del suolo. Questa è una cosa molto importante perché può essere utile per gestire le risorse d'acqua che sono sempre più ridotte e quindi per un'ottima gestione. Infatti, diciamo che non è una novità in assoluto. Quello che avete fatto voi è fare una nuova ingegnerizzazione con una macchina oltretutto molto piccola, Sì. quindi installabile. Che raggio d'azione ha questa sonda? Allora, la cosa più importante che abbiamo sviluppato noi è stata la riduzione dei volumi, perché questo tipo di tecnologia era già conosciuta dagli anni 2010 e l'unico problema è che i detector erano estremamente grandi, si trattava di un tubo pesante circa 50 kg, di 2 metri di lunghezza. Come possiamo vedere qui, la cosa più importante che siamo riusciti a fare è stata la riduzione delle dimensioni. Con questo piccolo detector, quindi 15x15 condotto in una scatola, riusciamo ad avere un raggio d'azione di circa 100 metri. E quindi noi riusciamo a dare un dato immediato dell'umidità del suolo nei raggi di 100 metri. In pratica possiamo dire litri per metro quadro? Sì, in realtà, allora, se non si conosce la densità del terreno, noi diamo i chilogrammi su chilogrammi, quindi chilogrammi d'acqua su chilogrammi di suolo. Nel caso in cui vengano fatte le analisi del terreno e quindi si ha conoscenza della densità del suolo, possiamo passare al metro cubi su metri cubi. Molto bene. So che hanno anche altre applicazioni questo tipo di sonda. Sì, la nostra sonda è sensibile all'acqua e per questo. Infatti grazie a questa sonda riusciamo a rivelare sia l'umidità del suolo, riusciamo a determinare la densità della neve se installata in alta quota e quindi per poter avere un'ottima gestione delle acque irrigue dei bacini idroelettrici che si trovano nelle montagne. Terzo scopo che siamo riusciti a scoprire nell'ultimo periodo è stato quello di fare la ricerca perdite. All'interno delle aree urbane questo? Sì, praticamente montando questa piccola scatola in un mezzo e farlo procedere a una velocità di circa 30 km all'ora riusciamo a mappare l'intera area, tutte le strade, riusciamo a vedere un'anomalia dell'umidità e questo può essere dovuto al fatto che ci sia una perdita nell'acquedotto. Perfetto, molto bene. Come vedi l'applicazione di questa sonda, che è estremamente interessante perché ci va a leggere un parametro nuovo per poter stabilire la quantità d'acqua, no? Quindi sovverte quelle che sono state le funzioni e i tipi di sensori usati fino ad oggi. Come lo riusciamo a integrare in un processo di precisione, cioè all'interno di un processo di irrigazione di precisione? Allora, grazie a questa sonda riusciamo a misurare l'umidità del suolo e quindi può essere utilizzato come sensore di feedback nel momento in cui abbiamo un processo di irrigazione, sappiamo quanta acqua dobbiamo dare al terreno e quindi non sprecare nessuna risorsa preziosa. Concordo, soprattutto sul fatto che l'acqua sia preziosa. Molto bene. Allora ti ringraziamo e niente, ci vediamo domani. Adesso procediamo.